L'emergenza sanitaria da Covid-19 ha provocato in Sardegna una recessione superiore a quella nazionale del sud Italia. Nel 2020, a causa del lockdown di marzo e aprile, sono andati in fumo almeno 3 miliardi di euro, cifra che salirebbe a 4,4 miliardi se il blocco fosse prolungato fino a giugno. E quanto sottolinea la CNA Sardegna, che ha elaborato un dossier sull'andamento dell'economia sarda al tempo del coronavirus. Secondo il centro studi dell'associazione, il PIL regionale potrebbe crollare del 9,6% nel primo caso e addirittura del 15% nello scenario peggiore. Dati negativi rispetto a quelli nazionali che prevedono un meno 9,1%, meno 14,2% nello scenario più grave, mentre il Sud prevede un meno 6,8% e dell'11,5% nel secondo scenario. Per la CNA la ragione dell'andamento drammatico del PIL sardo va ricercata nella struttura del sistema economico dell'isola, che ha un'alta incidenza del settore turistico, un'elevata quota di lavoratori precari, una maggiore esposizione al rischio liquidità per le imprese, ma anche un settore delle costruzioni più vulnerabile e un'altissima quota di export del settore petrolifero. Inoltre la maggior parte dei lavoratori attualmente bloccati in Sardegna è composta da dipendenti con contratti a termine o partite IVA senza dipendenti. La Sardegna, come dimostra il nostro report, rischia per una serie di vulnerabilità strutturali della sua economia di sperimentare una recessione superiore alle altre aree del Paese, Meridione compreso, rilevano Pierpaolo Piras e Francesco Porcu, presidente e segretario regionale della CNA. Sono richieste risposte eccezionali nelle dimensioni dell'impegno finanziario e modalità inedite che non devono essere convenzionali negli strumenti da mettere in campo per contrastare gli effetti della pandemia. La Regione riprogrammi con urgenza le coordinate entro cui collocare lo sforzo per l'uscita dall'emergenza sanitaria e l'avvio della fase 2 della ripartenza dell'economia. È necessaria una cabina di regia tra istituzioni regionali, locali e forze sociali per gestire la ricostruzione, concludono i dirigenti della CNA.